Qui siamo alla Sagra del Pesce di Chioggia, 6 stand lungo il corso del popolo appunto di Chioggia. La Sagra del Pesce è una festa storica, oramai all'84esima edizione. In questo momento siamo di fronte allo stand Un mare di bellezza, che è il connubio tra pescatori e il sociale, cioè l'integrazione sociale. Ecco perché due cooperative sociali del territorio, quindi la cooperativa Impronta e la cooperativa Titoli Minori, assieme a l'OP Fasolari, si sono proprio uniti per poter portare inclusione sociale e integrazione lavorativa. Per noi questa della Sagra del Pesce è una validissima occasione che ci permette proprio di vivere una palestra a cielo aperto di territorialità, tradizione, buon cibo, ma in particolar modo una vista concreta e accogliente verso la persona. L'Organizzazione Produttori Fasolari nasce oramai nel lontano 2002 e nasce per volontà di un gruppo di pescatori che in qualche modo era già un'organizzazione produttori ma non lo sapeva. E abbiamo iniziato un percorso che ci ha portato fino ad oggi. Il fasolare in realtà è il calistacchione, è un veneride, perciò un fossoreo, è una classica vongola per chi non riesce ad inquadrare di che cosa sto parlando. Una vongola che se ne sta sotto alla sabbia del mare, però a 20 metri di profondità e a 20 km mediamente dalla costa, perciò in un mare lontano da ogni fonte di inquinamento. Ci piace pensare che questa possa essere un po' spesa come l'ostrica dell'Adriatico. La nostra organizzazione è divisa in 2 regioni, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, 50 imprese in Veneto, 40 imprese in Friuli Venezia Giulia, divise in 5 porti, partendo da sud, perciò dal porto di Chioggia, passando per Jesolo, Cavallino, Treporti, Caorle, Marano Lagunare e Grado. Questa organizzazione riesce a programmare, dicevo prima, le uscite in mare, gestisce la produzione, programma il giorno prima quanto viene pescato per il giorno dopo, perciò noi non peschiamo nulla che non sia già preventivamente ordinato dai commercianti. Noi serviamo i mercati e gestiamo le barche a mare forse come fosse un grande peschereccio, una grande impresa. L'organizzazione produttori assume la veste in senso giuridico come società cooperativa. Credo che sia un modello che soltanto questa tipologia di società, cioè questo vestito societario, riesce poi a portare i risultati che siamo riusciti fino a qui ad avere, cioè il cooperare tra tutti i soci che attraverso il loro conferimento di singola impresa riescono a sviluppare un progetto ben più grande che è quello come questo di gestire addirittura il 100% della risorsa a livello nazionale.